Signori, buonasera a tutti. Mi sentite? Perfetto. Sì. Allora, vi chiedo, perché è una richiesta che hanno fatto, scritta, quindi c'è la prova che la richiesta è stata fatta, che i microfoni debbano essere spenti, a meno che una persona non sia chiamata a parlare, perché sennò dà fastidio. Così mi dicono e così vi dico. Va bene? Allora, avete passato una buona domenica? Bravi, perfetto. Cosa dobbiamo fare oggi? Preposizioni semplici e articolate. Partiamo con quelle semplici. Aspetta, né? Arrivo. Sara vuole leggere lei. Va bene. Dai. Allora, preposizioni semplici sono monosillabi che si usano davanti a nomi, pronomi, aggettivi e infiniti verbali, componendo i complementi, tranne il complemento oggetto. Perché il complemento oggetto risponde alla domanda chi, che cosa? Io ho mangiato che cosa? La mela. Io ho incontrato Non chi? si sente? Non posso vivere in questo modo. Mi sentite adesso? Sì, Mm. Io ho mangiato che cosa? La mela, complemento oggetto, non ho bisogno di preposizioni. Io ho incontrato chi? Mia madre, non ho bisogno di preposizioni. Perfetto, quindi complemento oggetto lasciamolo stare. Invece gli altri complementi, che sono complementi indiretti, hanno bisogno della preposizione. Per esempio, in italiano di introduce il complemento di specificazione e in bergamasco è de. Per esempio, io dico che sta scarpa le de me pader, complemento di specificazione di chi, di che cosa, di chi e di mio padre. Che sta scarpa le de me pader. Ok. A introduce il complemento di termine, complemento di moto a luogo, per esempio, Ghedo upom alla mesceta. Do una mela alla mia bambina, complemento di termine, risponde alla domanda a chi, a che cosa. Ma se io dico mendo a ca, è un complemento di moto a luogo, vado a casa. Dove vado? A casa. Da sempre de in bergamasco, mentre in italiano, per esempio, con il complemento da gente o di causa efficiente, io dico sono stato pettinato dal parrucchiere. In bergamasco, indifferentemente dal fatto che si usi da o di, è sempre de. Quindi sono stata spettenata del barber, non dal barber. Lo sentirete usare, ma è sbagliato. La regola vuole che si usi il de, indifferentemente dal fatto che si usi in italiano il di o il da. Preposizione semplice in sondacia in cucina. Qualche volta, quando la parola precedente, la in, termina con vocale, come in questo caso sondacia, posso evitare di mettere la i e metto l'apostrofo alla n. Sondacia in cucina. È una questione proprio di cacofonia, perché sondacia in cucina, cioè sondacia in ca, va bene? Mm. Con complemento di compagnia. Vado a casa con lui, ndo a ca con lui. O anche co la mesceta, co la me mader. Quindi può essere sia con che co. Su, se, complemento di stato in luogo, è sul tavolo, l'è sul tavolo. In questo caso però non uso la preposizione semplice, la uso articolata, perché la preposizione semplice se si usa poco, si usa quasi sempre articolata, a meno che io
non utilizzi due volte il su. Per esempio, se, la tavola. Allora, se lo uso due volte va bene anche la preposizione semplice, ma ho bisogno di usarlo doppio. L'en das seul soler. Allora io ho bisogno di usarlo due volte, una semplice e un'articolata. Per, per me, secondo me, la belle, per mangiare, complemento di fine o scopo, per in dansi talvolta me fa la salida. Quindi tra, qualche volta, sempre si usa come in italiano, tra me e lui è una grande amicizia, però qualche volta è preceduto da in, Ansel dis intra me e lui, ce lo diciamo tra noi due. Qualche volta viene usato, ma si possono usare indifferentemente il tra con la in o il tra senza la in. Abbiamo già detto che la preposizione in, quando è preceduta da vocale, perde la i e diventa n con l'apostrofo. Guardate che sotto ci sono gli esempi, me lo tiro su un attimo, ecco. Mangenka, perché c'è la e prima della n, Ardendelspech, perché c'è la e prima della n, ma quando è preceduta da consonante rimane in. Andò in sala. Eh, no, scusatemi. No. Vediamo se c'è qualcosa che mi viene in mente. Vabbè, in der Skola geht Tanzschech. La vocale precedente non c'è perché io comincio la frase con la in e quindi utilizzo in. E sotto ci sono degli esempi. Olfjur in der Kap, perché c'è la consonante che arriva prima della in. La Moer in giardì. La suocera in cucina. Non abbiamo bisogno di mettere la i perché la suocera finisce con la vocale A. Provate voi. Torniamo giù per piacere, Mauro. Giù, perfetto. Fatemi una frase con la D in bergamasco. Per esempio, chi me lo dice? Mene. Apri il microfono, Menek. Non ne si è sentita l'ultima parte di quello che ha detto. Cosa vuole sapere da me? Non ho sentito. Volevo una frase con la preposizione di, cioè de, bergamasco. Sol bagai da mio padre. Non ho capito niente. Sono il figlio di mio padre. Perché vabbè, non si usa da noi, sospet. Soccet del mio padre. O anche dai miei padri, bravo. Ancora una. Ehm, la casa, la ca di nonni. Bravo, la K di noni. Usiamolo come se fosse un da in italiano. Egnide che no, venite di qua, egnide che no, non mi va bene, no. Chiedo scusa. Pronto? Sono qua. Ci ho usato come se fosse un da, il di. Non sento niente. Sì, per esempio vengo da Bergamo. Ah, ho capito. Egne de Milà. Enie Demila, bravissimo, bravissimo. Ha suggerito Sara. Grazie. Avevo una telefonata che non volevo perdere. Scusatemi tanto. Va bene, allora si può usare sia come da che come di, sempre il de. Facciamo una frase con a. La fa la signora Lazzarini. Menek, chiuda il microfono, la prego. Sì, con la da italiano Con e che la A. fa Con la A. A. Sì, A. Eh, eh, endemaca. Brava, Ndemaka, bravissima. Ancora una. Hola.
ehm, eh, eh, semper a me, no? Sempre Semper, a me, brava, semper a me, semper a sempre a me. me, bravissima. Qualcun altro, sentiamo chi c'è? Ah, la signora Marilena, Marilena Cassi, voglio la da. Eccomi. Brava. Eh, Ndoviadeka. Ah, qui, perché noi lo possiamo anche dire in italiano, me ne vado via di casa. Mm. Io ho proprio bisogno di un da, che diventi un de. Non funziona Ndoviadeka? No, va bene, Ok, perché noi potremmo anche dire vado via da casa, ma siccome non è sbagliato in italiano dire vado via di casa, ok. io, Ah, Dakas, certo. Oppure Riede Bergen. brava, Riedebergen, bravissima. Qualcuno che mi faccia la in sia la n. Vediamo. Signora Arianna, credo il suo nome. Signora Meazza, mi sente? No. Dimmi qualcun altro, dammi l'elenco, riesco a vederlo io l'elenco? Allora, perfetto. Allora, la signora Fenini mi fa una frase con in. Mi sente, Si è signora? bloccato tutto qua. Sì. Dove parlare? Non so. Proviamo con qualcun altro. Mi sentite? Non sono tutti fermi i modi. Mi sentite? Mi sentite adesso? Però siamo muti. Non so cosa fare, ragazzi, mi dispiace tanto. Provi un attimo così senza videocamera. Deve essere quello magari. Cosa dico? Provi adesso a parlare. Ho tolto un attimo la videocamera a lei. Ah, perfetto, va bene. Allora, signora Carmen, mi sente? Sì, la sento, Brava. la sento. Mi fa lei una frase con in e poi con la N, con l'apostrofo. Ok, allora, con la N con l'apostrofo, Don Giardì. Bravissima. Ok, con la in estate mi piace andare al mare. Ah, perfetto, va benissimo. Qualcun altro che faccia Grazie. con... dunque, la signora Anna, mi sente, signora Anna? Arrivo, eccomi. Ah, eccola, perfetto. Allora, proviamo a fare una frase con e con co. Allora, compagnia, Mm? son Sema con la mamma. Benissimo. E con? Andò, eh, Enya con me, Va bene, Egnet con me. Bravissima, bravissima. Qualcuno mi faccia s. Vediamo un po'. Fabio mi faccia s. Seul tech della K. Bravo, però in questo caso è preposizione articolata seul, vero? Sì, sì. Allora proviamo a farne una con una preposizione semplice. Aspetta. Uh, Se io dico che vado di sopra, come dico? le söne? S, de, sura. Södesura. Vede? Sì. Facciamone un'altra, sempre con s, senza la preposizione articolata.
Possiamo? Sì. Sì. E cosa dobbiamo fare? Ah, Federica, pensi. Bravo, pensa. Passa innanzi, dopo turni. Va bene, allora sentiamo qualcun altro. La signora Angeretti, che l'altra volta non c'era. C'ero, ma sono arrivata in ritardo. Porca miseria. Mi fa una frase con se, So sentada so sulla scagna. però è una preposizione articolata. C'ho la Ah, preposizione semplice e ci ho attaccato la scagna. Se, la scagna. Invece io volevo proprio se senza la preposizione semplice e senza la preposizione articolata. Solo preposizione semplice. lo metti sul tavolo. No, perché è articolata. Oh, mamma, non è facile. No, ma è possibile. Sono dai sedesura. Nessura va bene, ma guardate che avete bisogno ancora di un'altra preposizione, se, de. L'ho detto un attimo fa, se vogliamo usarlo come preposizione semplice, dobbiamo metterci un'altra preposizione, per esempio se, sul tavolo. Allora sì, le se. Ah, so se sollec. So se, sollec. Brava, perfetto. Per, qualcuno faccia il per. Vediamo, la signora Fabio, ci siamo? Sì. Dai, facciamo per. So che per il corso. Però, allora, abbiamo una preposizione articolata perché abbiamo messo vicino per col corso. Digo a mesma coisa. Eu detesto dívidas, mas eu não consigo me livrar delas. Elas me fizeram bonito, me fizeram ser quem eu sou. Qualcuno ha il microfono aperto? Riusciamo a fare per? Può andare so che per te. Per te, benissimo, brava, perfetto. Tra. So che per Laura? So che per Laura? Benissimo. Vediamo qualcuno che mi faccia qualcosa con tra. Qualcuno tipo. La signora Arianna che prima non mi ha risposto. Signora Arianna, mi fa una frase con tra. Non mi sente. Allora, qualcun altro? Abbiamo qualcun altro che io non vedo? Ah, ecco, perfetto. Il signor Riccardo. Signor Riccardo, mi fa una frase con tra. No? Peccato. Faccio io? Sì, chi è che mi sta rispondendo? Oscar. Oscar. Bravo, sì, dai. Tra. Tra me e te, alghe lui. Aghe? Lui. Ah, gelù. O gelù. Ah, sì. Tra me e te, gelù. Va bene, va bene. Ma riesci a farmene anche una dove prima di tra possiamo mettere la in? Allora, vediamo. Non è facile, eh? Qualcuno? Io. Intrames, in mezzo. Intrames, bravo, bravo. Intranoter. Anziché intranoter. Intra me e te, anse bude fanegot, per esempio.
Tra oggi e domani lo finirò. Non ho capito, chiedo scusa. Tra oggi e domani lo finirò. Tranquillo, ma non c'è la in. Sì, sì. Grazie. Trank, ma non è una in preposizione. E vuol dire la giornata di oggi, tra oggi e domani. Ma va bene, certo. Tranquillo domani, me fenes fo. Va bene. Andiamo a vedere le articolate, che sono più semplici, pur essendo... Ah, perfetto. Vedo il signor Riccardo. Ma Sara, chiedo sempre che legga lei. Va bene. Allora, preposizioni articolate. Italiano, del, dello, in bergamasco, del. Italiano, della, in bergamasco, della. Ecco, ricordate sempre che al femminile non c'è preposizione articolata, non c'è una parola sola, c'è sempre la preposizione semplice seguita dall'articolo. Capito? Quindi de, la, me mamma. Dai. Dei, degli, delle, in italiano, in bergamasco, di. In italiano, al, allo, in bergamasco, al. In italiano, alla, in bergamasco, a, la. In italiano, ai, agli, alle, in bergamasco, ai. In italiano, dal, dallo, in bergamasco, del. In italiano, dalla, in bergamasco, de, la. In italiano, nel, nello, in bergamasco, in, del. In italiano, nella, in bergamasco, in, de, la. Bene. In italiano, nei, negli, nelle, in bergamasco, in, di. In italiano, col, con lo, collo, in bergamasco, col. In italiano, con la, oppure colla, bergamasco, co-la. In italiano, con i, con gli, con le, in bergamasco, coi. In italiano, sul, sullo, in bergamasco, sul. Giusto? La pronuncia? Sì, sì. In italiano, sulla, in bergamasco, la. Sì. In italiano, sui, sugli, sulle, in bergamasco, soi. Sei. Soi. Sei. Le preposizioni per e tra sono sempre staccate dagli articoli. Ecco, quindi anche le maschili, anche quando le uso in genere maschile. Scusate, nessuno di voi mi ha fatto notare che ne manca una. Che cosa manca? Parlo delle preposizioni semplici che poi diventano... Chi mi ha risposto? Io, Francesca. Fra, brava. Chi mi ha risposto non so chi sia, Fra? Fra ha risposto Fra, brava. Francesca, Perché Fra non esiste in bergamasco, c'è solo tra. Proviamo a fare un po' di frasi. Per esempio, qualcuno, ecco lei, Fra, mi faccia una bella frase con del o dello in bergamasco. Ostetti del paese di Bergamo. In questo caso ha usato la preposizione semplice, che è più complicata. Faccia con del, faccia articolata. La casa della nonna le tutta rota. Va bene, la K della nona l'è tutta rota. Io ho chiesto del, lei ha fatto de la, ma va bene comunque. Ricordiamoci sempre che quando sono al femminile sono staccati, c'è la preposizione semplice più l'articolo. Quando invece sono al maschile c'è la preposizione articolata. Per esempio, lei aveva cominciato con osceti, le del so papà. Del so papà. Vero? Qualcuna... Beh, dai, vada avanti, Fra.
Mi faccia lei adesso una frase con del o dello. Ok. Ehm, ok. Ehm, no, ok. Ehm, la, che non so dire. Eh, la K del nono, le rosa. Poveri nonni, sono conciati malissimo. Perfetto, brava, molto brava. Proviamo a fare invece dei, degli, delle con di. La K dei nonni. Mi suggeriscono la K di noni, le rota. E va bene, certo, me ne faccia un'altra lei però. Ho il gatto di VC, le simpatiche. K divisi, o il gat divisi da K, è simpatico, vero? Va bene. Allo, qualcun altro, vediamo un po'. Dai Sara, che la vedo. Allora, sondacia alla Stasio de Berghe. Sì, però le A, la, io avevo detto al maschile. E va benissimo, alla Stasio de Berghe. Odac de Maià al Caal. Va bene, bravissima, al. Allora, facciamo che però, essendo una signora, lei non deve usare maià, che è brutto, è proprio Non si rude. sente più niente. Allora, siccome lei è una signora, non deve usare il verbo maià. Mi sente? Mi sente adesso, Sara? Sara, mi sente? No. Che tristezza sta cosa però. Facciamo tutto in presenza. Mi sente adesso, Sara? Qualcuno di voi mi sente? Mi sente, Sara? Adesso, prima non lo sentivamo. Ecco, volevo dirle, siccome lei è una signora, non adoperi mai il verbo maià, perché è brutto, è rude. Non sento, Porca miseria, porca miseria. Mi sente dare i numeri? Siccome Sara mi sente? No. Sara mi sente? Adesso faccia solo cenno con la testa. Mi sente, brava. Ecco, siccome lei è una signora, non adoperi mai il verbo maià perché è proprio brutto, è rude. Facciamo mangià, che è più carino, è più adatto alle signore. Va bene? Brava. Poi abbiamo dato da mangiare a cavallo, Ala l'aveva fatto lei alla Stasiù. Vediamo qualcun altro che mi dica, per esempio, Aurora. Aurora. Dov'è Aurora? Mi sente? Brava. Allora mi faccia ai al posto di ai, agli, alle. Dou pom ais cec. Do i pom ai cec. Sarebbe gedo i pom. Mettiamolo sempre l'articolo, né, signori, che l'abbiamo studiato l'articolo. Un'altra, dai. Sempre con ai. Con chi stavo parlando? Aurora? Sì, ci sto pensando. Sì, tranquilla, tranquilla. Traduca lei, io la dico in italiano. Voglio bene ai miei figli. Può ripetere? Voglio bene ai miei figli. Oibe ai me cec. Brava, però metta sempre ge oibe. Ge, ok. È molto meglio, è più bergamasco. Ok. Sarebbe sbagliato in italiano perché sarebbe gli voglio bene ai miei figli, però in bergamasco
i pronomi non sono mai troppi, quindi poi qualcun altro, dallo, qualcuno tipo Fabio, dai. Dallo. Mi sente Fabio? Sì, Bravo. sì, sto pensando. Pensi, non ho mica fretta. Sì. Ah, tante volte so che del mio padre. In questo caso io avevo chiesto dal, anche se si dice sempre del, però dal. Del mio padre. No, va bene, andava bene, ma andava bene per dello. Adesso noi abbiamo necessità di usare dallo, quindi da. Prima in italiano. Va bene, dai. La dico io in italiano? Sì, Vengo dalla Maresana. Dalla, sì. ah, Vengo dal Monte Dinese. del Mont, Egne del Mut. del Mont, Mut, Mhm. Bravo. com'è che la- Bravo. Egne del Mut Mut, Dinese. Dinese. Denes. Denes. Ah, Egne del Mut Denes. Eh, Vengo dal solaio. Egne del solaio. È Soler. Soler. Bravo, bravo. Qualcun altro, vediamo un po'. La signora Irina. Irina mi sente? Irina mi sente? Sì, Bravo. Facciamo dalla. al gol andata all'apertura. Brava, godendate alla sertura, bravissima, ancora una. Eh, eh, osti. Dalla Fruttarola, Sì, non è molto diversa, ma va bene. Abbiamo capito come passa il suo tempo. Allora, Nello, qualcuno che mi faccia nel. Per esempio, Arianna. Sondai in del poulet. In del poler. Va bene. Un'altra. Mi sente sempre Arianna o è scappata? Lo sento, sto pensando. Ah, sì, tranquilla. Scusate se ve lo chiedo, è che ho paura che scappi via. La faccio pensare io, Arianna. Ascolti, se io fossi un uomo, direi sondage in del poler. È vero? Sondage in del poler. Sono entrato nel pollaio. Ma se fossi una donna, sondacia, devo dire in del poler o devo mettere l'apostrofo alla N? Metto l'apostrofo. Brava, sondacia in del poler. Perché? La vocale prima. Brava, perché c'è la vocale prima. Brava, ma bravi siete. Facciamone un'altra.
la signora, il signor Menek, che è un po' che non lo sento. Nella, Goest, una bella pegurina in della stala. benissimo, però lo mia go est, o est, Oest, ho visto, non go visto, ho visto. Va bene, un'altra. in della ca, Mm? che è un sac de pulver. Va bene. In della caga e sac de polver. Benissimo. Qualcun altro, per esempio, vediamo un po'. Scendiamo giù, vediamo. Il signor Riccardo, l'avevo visto prima io. Signor Riccardo, mi sente? Lei? Non c'è più? Ah, ti è scappato via il signor Riccardo. Vabbè. Signor Sergio, Sergio, che mi Eccoci. ricordo, lei sa perfettamente il bergamasco, quindi non sbaglia più. Nei, negli, nelle. Indica, divisi. Mm? Ghiere tu bambos. Va bene. Ah, sì. Indicati visi, ghiere tu bambos. Facciamo collo. So che col menono. Bravo, perfetto. Con la colla. So che con la memoria. Bravo, perfetto. Basta lei, è troppo bravo. Non la chiamiamo più. Viene qui al mio posto la prossima volta. No. Come no? Sì, sì. Allora, qualcun altro, vediamo, scorriamo ancora un po', Mauro, scusi. Ah, proviamo il signor Stanislao, che è un po' che non lo sento. Mi sente, signor? Ma c'è anche Tarcisio. Comunque, facciamo Stanislao per ora. Mi sente? Signor Stanislao, mi sente? No. Adesso cosa? No, c'è più. Non c'è più? Ci sono. C'è, bravissimo, bravissimo. Allora mi faccia lei con i, con gli, con le, che è sempre coi. Dovrei andare in stalla coi pecore. Bravo, coi pecore, lasciamo pecore, sì. Va bene, un'altra. Eh, dovrei andare a fare una passeggiata con i messaggi. Bravo, perfetto, una girada, la passeggiata non esiste. Una Sì. girada come c'è, bravissimo. Sullo, qualcuno mi faccia sullo, per esempio Tarcisio. Buongiorno. Buongiorno caro. Allora, sul, Sul tech che non sei. bravo, sul tech che io sei, bravissimo. Facciamo anche sulla. Sulla stalla oest du pecore. Ola, sul sima, impossibile, sarà Sì, sul tech. Io non parlo solo che le do lì. Va bene, va bene. Sugli, sulle. Dai Tarcisio. Sei. Sì. Ma sto riflettendo. Sì, rifletta pure. Sì. Invece che sul tetto facciamo sui tetti. Sui tech. Guess who? L'acqua. Bravo, che l'acqua, sui tech che l'acqua. Avevi anche so di tech. Va bene, perfetto. Bravi, riguardatevele queste perché non sono semplicissime. È vero che siamo molto aiutati dall'italiano, però riguardatevele. Adesso partiamo con il nome. Non facciamo grandi cose, però lo leggiamo tutto il nome. E io faccio sempre leggere la nostra lettrice, che è la Sara. Va bene. Allora, il nome, detto anche sostantivo, è la parte del discorso che nomina, cioè designa cose, idee, persone, animali e
costituisce col verbo l'elemento fondamentale del discorso parlato o scritto. Come articolo, aggettivo, pronome e verbo è una parte variabile del discorso. Le parti invariabili sono invece avverbio, congiunzione, preposizione. Semplice, perché è articolata, no? Va bene. Ha una radice e una desinenza. Scagn a, scagn e. Patat a, patat e. A seconda che sia singolare Maschile. o plurale. I nomi, sia in bergamasco che in italiano, possono essere concreti o astratti. I primi appartengono al mondo sensibile, cioè li posso toccare, ascoltare, gustare, annusare. I secondi al mondo delle idee e dei concetti. Esempio di nomi concreti: pa, scagna, rat, pir. Esempi di nomi astratti: amur, passiu, proidenza, C'è una E aperta. proidenza, via mensa. Bene, perfetto. Fermiamoci un secondo. Qualcuno di voi mi faccia qualche esempio di nome concreto. Per esempio, la signora Lazzarini. Qualche nome concreto. Se mangia il pa? Non importa la frase. Mi faccia lei dei nomi concreti. Ah, ho capito. Ehm, non mi viene in bergamasco, non lo parlo bene, devo dire. Il tavolo, la tavola, O il tavolo. o il tavolo, Poi, ancora. ancora. Ehm, la chitarra. Cos'è la chitarra? La chitarra. Ah, la chitarra. Ah, la chitarra. Dai. Come si dice in bergamasco la chitarra? La chitarra. Ah, la chitarra, ah, ok. Italiano con la doppia, chitarra. In bergamasco chitarra. Chitarra. Ok. E la frutta? Avanti, come si dice in bergamasco? La frutta. La frutta. La frutta. Facciamo delle cose più vicine a lei. Per esempio, non so se voi mi vedete, mi vedono loro. Ecco, cosa sono questi? Sono gli occhiali. Come si dice in bergamasco? Occhial? No? Occhial. Occhial. Ah, brava, perfetto. Bene, mi faccia qualche nome astratto. Intelligenza. Bravo. Pazienza. Bravo. Amor. Va bene. Fam. Bravo. Fermo. Intelligenza, come lo scrivo? Intelligenza con la S. Sì, certo. Ma senza Z. Voglio sapere l'accento, dove lo metto? L'accento lo metto sulla E di Bravo. E, E ed è un accento breve. Breve non esiste, o grave o acuto. Acuto. No, intelligenza. No. Intelligenza. Intelligenza, quindi aperto. Quindi grave. Grave. Poi cosa aveva messo lei? Cosa aveva detto? Io avevo detto Amur. Amor. Dove mette l'accento? Faccia finta di non vedere. L'accento lo metto sulla U. Devo mettere un accento aperto o chiuso? Un accento chiuso. Ma va? No, amor, accento aperto. Certo, anche se è una vocale che si pronuncia in maniera chiusa, però la U, la A Sì, è vero. hanno Verissimo. sempre l'accento aperto. Verissimo, grazie. Serve. Vediamo qualcun altro. Tarcisio, qualche nome concreto. Una castagna. Bravo, una castagna. Ecco, quello
Chiusi Vallimagna, quello. Castegna. E se scrivo Castegna, dove metto l'accento? Ma ce n'è uno che va sulla E, di Bravo. sicuro. Basta un accento solo per ogni parola. Quanti ne vuole mettere lei? No. No, ma nel senso che dopo c'è la differenza, aperto o chiuso. Bravo. Quello. In questo caso è aperto o chiuso? Castegna. È grave. Bravo, Chiuso. aperto grave. Bravo. Un'altra, dai, sempre concreto. Più towel. Dove metto l'accento? Sulla A, direi. Bravo. Lo metto aperto o chiuso? Towel, sì. Aperto. Sempre aperto, perché non è una E, non è una O, quindi sempre aperto. Bravo Tarcisio, bravissimo. Vediamo qualcun altro. Vengo giù dritta. Arianna. Sì. Allora, Concreto, un concreto, un astratto. il gatto. Il gatto, brava, concreto. E astratto? La pazienza. La pazienza. Come scrivo pazienza? In bergamasco. Prima di tutto mi dica con quante S? Con una sola. No, leggerei pazienza. Allora, con 2 S e con l'accento aperto sulla E. L'accento aperto va benissimo. Le 2 S dove le metto? Le prime 2 S. Brava. Mi raccomando, quando la S all'interno di parola è sibilante, cioè aspra, ci vogliono sempre 2 S. Pazienza, coscienza. Chiaro? Non mi ha risposto, ma credo che sia chiaro. Sì. Brava, meno male. Vediamo un po'. Sara, andiamo avanti. Io volevo chiedere cosa vuol dire via mensa. Velocità. Soriano ok. perché mensa. Ok. Vado avanti allora. Possono anche essere comuni. Pa, scagna, rat, ca. O propri, berghe, sere, Piero. Sere, Piero. Mi fermo un attimo qua. Questo Piero vorrebbe l'accento, sì o no? No, Perché no? perché è un nome proprio. Brava, perché è un nome proprio. A meno che i nomi propri non finiscano per consonante, allora in questo caso, o locadel, per esempio, devo mettere l'accento sulla E, perché sennò non so come pronunciarlo. Ma i nomi propri che terminano con vocali non si accentano mai. Vi ricordate la famosa poesia che abbiamo letto della Mangiada? Che c'erano i cognomi? Egeraldoneda, Egeralbugada. Oldoneda avrebbe dovuto avere l'accento sulla E, una E chiusa, no? Doneda, ma siccome era un nome proprio, un cognome proprio, non l'abbiamo accentato. Va bene? Dai, tra i nomi propri? Tra i nomi propri si annoverano anche i soprannomi. I Cui Bagnac de Sedrina, i Padeloc de Arse, i Giupì de Sanga, i Sanguani de Cologne. Perfetto. Questi qua sono soprannomi che in bergamasco si chiamano anche scotum o scolmene. Allora, va detto che da noi i soprannomi sono stati molto usati qualche tempo, fino a poco tempo fa, e in certi paesi venivano scritti accanto al cognome per ricordare di quale gruppo si trattava. Per esempio, se io avevo in un paese dove tutti si chiamano Rossi, per capire di che Rossi si tratta, io ho bisogno di avere accanto il soprannome. Per esempio,
o Rossi di Mager, o Rossi di Nasù. Quindi e in questo caso i soprannomi riguardano invece i paesi. Quindi coloro che venivano da Sedrina erano chiamati Cui Bagnac perché a Sedrina non batte il sole, quindi avevano sempre il di dietro bagnato. I Padeloc di Arcene, perché ad Arcene c'erano tante persone che costruivano pignatte. I Gioppi de Sanga, perché Gioppino viene da Zanica. I Sanguani de Cologne, perché nelle fosse di Cologno al Serio c'erano dei pesciolini che la gente mangiava, perché le fosse erano pulite, era acqua sorgiva, e che quando andavano in amore, proprio perché si strusciavano sulle pietre sotto il pelo dell'acqua, si arrossavano e quindi diventavano sanguigni, e quindi sanguani. I colognesi sono chiamati tutti sanguani. Questo sanguani poteva anche voler dire anche i sanguigni, cioè coloro a cui salta subito la mosca al naso. Comunque sono quelli di Cologno, per intenderci che cosa sono i soprannomi. Avanti Sara. I nomi possono essere generati anche dalla funzione sostantivata di alcuni verbi o aggettivi. O il mangià, il me pias mia, Ecco. o il bel l'è chesto, o il camina, o il camminà e il fa gran be. Ecco, cosa vuol dire? O il mangiare è l'infinito del verbo mangiare, però in questo caso lo usiamo come se fosse un nome, gli diamo una funzione sostantivata. O il mangià, il me pies mia. O il bel, l'ha chiesto che, o il bel, ecco un aggettivo. O il camminà, alfabet. Fatemene qualcuna voi. Per esempio, Anna, mi faccia una frase con un verbo sostantivato. Bifal fa mal. Bifal fa mal, brava. Un aggettivo? La buonasera Eh, potrebbe essere. sì, in questo caso perché ho c'è attaccato il nome. Io vorrei proprio che fosse l'aggettivo a fare la parte del nome. Ta sei bel? No, perché? No. O il più bel? O il più bel, in questo caso è un aggettivo è cambiato il grado, ma va bene. O il più bel, avanti, faccia la frase. O il più bel di Cecela è il me. Perfetto, o il più bel di Cecela è il me, bravissima. Avanti, avanti Sara. Talvolta nella parlata quotidiana può accadere che un nome proprio sia usato come nome comune. Le U48, confusione riferita ai moti del 1848. L'Euna Repubblica, confusione pari a quella del passaggio da monarchia a appunto repubblica. L'Endach det in del Trani, è entrato Trani. Trani, del Trani, è entrato in una mescita di vino come quelle della città di Trani. Ecco, qualche volta utilizziamo questo, l'avete mai sentito? Ma dove che 48 che? Ma dove che? Ma l'era una repubblica, vuol dire che non ci si capiva più niente. Dove l'indazzo il Tom? Al Sarandai del Trani. Ecco, però non andava alla città di Trani, andava nell'osteria e viene utilizzato in questo modo. Il genere dei nomi. I nomi possono essere maschili o femminili, ma per saperlo con certezza occorre guardare l'articolo che li precede. Naturalmente alcuni nomi non lasciano dubbi. Sono assolutamente maschili, o l'eroe, o il lampadare, o il Saù. Sono assolutamente femminili,
la faccia, la mama, la tenda, la piazza. Eppure esistono nomi che cambiano di significato a seconda dell'articolo che li precede. O il capital, la capital. Però anche in italiano il capitale e la capitale sono due cose diverse. Avanti. In generale, però, i nomi cambiano di genere. No, quando Scusate. cambiando di genere, Scusate, cambiando di genere non cambiano solo l'articolo che li precede, ma anche la desinenza, mentre resta invariata la radice. O il nono, la nona, o il gat, la gata, o il neut, la neuda. bene, Esistono poi nomi che, cambiando genere, non cambiano solo la desinenza, ma anche la radice. O il marit, la moer, l'om, la donna, o il mio l'om, l'om, la donna, o il fradel, la sorella, o il misser, o il miser, misser, lì? la Madonna, No, la Madonna che è la che è in paradiso, la Madonna che è la suocera, o il miser, il suocero, la Madonna, la suocera. non lo sapevo. E come la chiami tu, scusami, la suocera? Suocer, Ah, no, suocer no, non va bene. no. Ok. O il zender, la scusa. Brava, avanti. Talvolta i nomi sono di genere promiscuo e riguardano soprattutto gli animali. La loserta, la lego, La Loserta, è bella aperta quella è lì, la loserta, la legor o il delfì diventeranno o il mash della loserta, E la Loserta. loserta, la femna del delfì, Perfetto. eccetera. Se io ho la gata va bene, ma se io ho la Loserta, la tigre per esempio, sappiamo se è maschio o femmina? Assolutamente no. Allora dovrò dire o il masch della tigre o il masch della balena, perché balena vale sia per la balena femmina che per la balena maschio. Avanti. Particolarmente è interessante il sostantivo de, no, Sì, de, giusto, che in bergamasco, come in italiano, si presenta al maschile. Il giorno dei morti o il de di morch, però spesso viene ancora usato al femminile. Sponta la de, cioè spunta il giorno, sponta la de. al ria alla de. Non l'avete mai usato il ria alla de? Ah, perché il ria alla de adesso vuol dire viene alla luce, ecco perché si usa come femminile, anche se poi in realtà è un sostantivo maschile. Avanti. I nomi di città sono generalmente femminili. Bergam, le Bela, con qualche eccezione. Milà, le Grand Milà. Ecco, in questo caso Milano è usata al maschile, però posso dire anche Milale Bella, Milale Granda. Avanti. Mentre quelli di monti, fiumi o paesi possono avere generi diversi. La Morla, La o il, Morla, la Morla, o il Misma, la Presolana o il Cornel di Tas. Ecco, possono essere maschili o femminili indifferentemente. Avanti. I nomi degli alberi sono per lo più femminili, anche qui con qualche eccezione. La castegna, castegna, giusto, la castegna, la bignaga, l'ulia o il persec valgono sia per l'albero che per il frutto. Così, per evitare errori, di solito si dice la pianta di castagne, di bignaghe, di persec. Bene, persec, quella è aperta, mi Persec. Scusate. No, ma te, scusiamo, siamo qui apposta. Una considerazione a parte meritano i nomi con la desinenza in esse, giodese, giodese, sacrefese, caprese, stremese. Sapete tutti cosa vuol dire? Giudese? Caprese no. Capriccio. Ah. Fai caprese che c'è lì. Fai capricci.
Sacrifice, sacrificio. Stremese, cosa vuol dire? Paura. Spavento, sì. Spavento. Inare, sibilare, reliquare. No, sillabare, il sillabario Sillabare. è in italiano. Sillabare, reliquare, rosare. Sì. In ore, Mhm. oratore, dormitore, sanatore, mortore. Oppure in, avanti, O in ere, sì. bulighere, trebulere, diaolere. Mm. Nessuno di loro è declinabile al femminile. Sono tutti maschili, in esse, in are, in ore, in ere, sono tutti sostantivi maschili. Avanti. Fino ai primi del Novecento, infine, furono usati al femminile nomi come mal, nom, No, amour, nom, non num, nom. nom, amour, al me fa un amal, Ecco, l'avete mai sentito dire al me fai una malca e calché? No? Non vi è mai capitato di sentir dire quel sciorla al ma fac la nom, che vuol dire mi ha nominato, ma fac la nom de quel duturla. Non o il nom, ma la nom, quando intendo dire nominare. O il me nom, le giusi. Ma quando io voglio dire che mi hanno nominato una persona della quale avevo necessità, i ma fac la nom. E in questo caso si usa al femminile. Quando l'amour, la ghe, anche se noi diciamo l'amour, le bella ur, ma l'amour, la ghe, la gamba la tira al pè. Questo ce lo aggiungo io. Avanti. In bergamasco? In bergamasco sono maschili la ruggine, or rösen, e la caligine, or calosen. Calösen. La dieresi. Va bene, ragazzi, non so che ora abbiamo fatto, io non voglio... 7:32. Signori, ci dobbiamo salutare. Continuate a guardarvi queste robe che poi, quando voi siete diventati bravissimi, attacchiamo coi verbi, né? Oh, è che possiamo andare a rilento. Su, che siamo già... Cos'è questa? La quarta? Ecco, la prossima volta siamo quasi a metà strada, eh? Ci manca ancora il verbo, mi raccomando, che devo fare bella figura con voi, perché voi siete dei mostri di bravura, quindi dovete farmi fare bella figura. Adesso vedo la signora Lazzarini che mi guarda e mi saluta e io vi saluto tutti, ci vediamo lunedì prossimo.